La qualità e la sicurezza del sangue raccolto sono essenziali per il sistema sanitario nazionale. Ogni donatore deve essere sempre sottoposto a esami molto accurati che tutelano la sua salute e quella del ricevente. Fanno parte di questi accertamenti la determinazione del gruppo sanguigno AB0 e il fattore RH, i test per rilevare le principali infezioni trasmissibili attraverso il sangue come l'epatite B e o C, l'HIV, la sifilide e malattie virali che si possono propagare prevalentemente attraverso gli insetti. È previsto l'esame emocromocitometrico per misurare i livelli dei globuli rossi e bianchi, delle piastrine e dell'emoglobina. Il donatore periodico, inoltre, è sottoposto, con cadenza almeno annuale, anche ad altri controlli che riguardano il funzionamento dei suoi principali organi: la glicemia per il pancreas, la creatinina per i reni, il colesterolo e i trigliceridi per il sistema cardiovascolare e la ferritina per il sistema ematico. Per l'elenco completo degli esami puoi consultare la sezione Donazione del sito avis.it. Donare il sangue è anche un'opportunità per mantenere sempre controllato il tuo stato di salute. Ci hai mai pensato? Scopri gli altri video formativi sul sito avis.it e sulla nostra pagina Facebook.